giuristi nominati, di cui mi onoro di fare parte di quella commissione, i 6 giuristi nominati dalla Regione Veneto hanno dato 6 pareri, tutti ugualmente di pari rispettabili, assolutamente pregevoli, di pari valore, nei quali, tolti i 2 avvocati interni della Regione, gli altri esterni, a nessuno di essi ha negato che sia legittimo esperire lo strumento referendario, nessuno. Perché vedete, telespettatori, quello che ha letto Marotta è riassunto, non si è nemmeno preso la briga di leggere i pareri integrali che ciascuno di noi ha depositato. Ha citato, per esempio, una frase del mio parere nella quale ricordavo che la sentenza, conosciuta come sentenza mezzanotte dal nome del relatore, ai tempi del governatore, del presidente della regione Galan, aveva negato la legittimità di un referendum sull'autonomia perché era contrario alle norme procedurali della Costituzione, cioè dice la Regione Veneto vuole maggiore autonomia, questo comporta modificare la Costituzione, per modificare la Costituzione ci sono altre vie. Ineccepibile, discutibile per alcuni aspetti, ma ineccepibile. Ma qui stiamo ragionando, ed è bene che i veneti lo sappiano, stiamo ragionando di un altro livello, di un altro piano. Ci stiamo cioè dicendo che in base alle norme del diritto internazionale che sono sovraordinate, nessuno dei 6 giuristi ha scritto neghiamo la legittimità di una consultazione referendaria in base alle norme del diritto internazionale. Nessuno, quindi quello che diceva prima Marotta, denota l'ignoranza per non aver letto tutti i pareri, erano impegnativi, capisco, erano centinaia di pagine, tutti i pareri resi dai 6 giuristi. Aver letto una brevissima sintesi dove 20 pagine sono diventate 10 righe. Dall'altro però bisogna capire che da un punto di vista della legittimità si può votare. Signori, concludo, per arrivare a una risoluzione come quella di dire affrontiamo il tema dell'indipendenza del Veneto, ci vogliono uomini coraggiosi, perché gli uomini coraggiosi, grandi uomini, non subiscono le regole, quando è il caso le modificano e le riscrivono nel rispetto della volontà popolare. Dire non voglio dare la parola ai veneti perché a mio parere, cioè a parere di Marotta o di chi come lui ritiene che sia incostituzionale, è una bufala. La Regione Veneto, quante volte, Marotta, avete votato delle leggi che poi sono state impugnate davanti alla Corte Costituzionale, magari cassate? Questa, secondo la tua visione, può essere una volta di più. Politicamente la responsabilità però è vostra e oggi con ignavia e codardia avete evitato di prendere una posizione.